Nell'elegante cornice del ristorante Havana il Bibione si è presentato alla stampa, una serata carica di entusiasmo ma allo stesso tempo sobria nelle dichiarazioni, nessun proclama, bensì è trapelata una grande voglia di mettersi alla prova per capire di che pasta si è fatti. Pochi acquisti e mirati, sono arrivati lo svincolato difensore Luca Bivi, il centrocampista Nicola Witt, rientrato dall'Union Pasiano, mentre in attacco i nomi nuovi sono Andrea Madiotto dalla Giulia Sagittaria e Matteo Quallerba dal Conegliano. Presentazione del Bibione Calcio 2018-2019 con il presidente Walter Salvador, che è una squadra costruita sicuramente per far meglio dello scorso anno. Sì, l'obiettivo è quello di migliorare sempre, quindi come stiamo migliorando col settore giovanile, dove siamo riusciti a avere un grande traguardo che è quello di portare i giovanissimi all'elite, vogliamo riuscire a portare il Bibione Calcio possibilmente in una categoria superiore, con i nostri sempre piccoli passi come abbiamo sempre fatto, ma credo che quest'anno potremo riuscire magari a fare quel qualcosa in più che l'anno scorso non ci è riuscito, grazie anche all'inserimento di alcuni giocatori nuovi e soprattutto siamo riusciti a riportare ancora una volta alcuni ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Pochi inserimenti, sicuramente mirati. Sì, il nostro DS sta lavorando su questo, lui sa che la politica della società è quella di far crescere i nostri giovani del settore giovanile e ha cercato i giocatori che servivano per completare la rosa, cercando di mantenere anche lo spazio per i nostri giovani, perché noi lavoriamo molto in sintonia con il nostro settore giovanile. Ecco, un allenatore giovane, mister Alessandro Colla, un allenatore alla prima esperienza, ma comunque ciò non toglie che ha un passato nel settore giovanile di ottimo livello. Noi siamo abituati a portare allenatori giovani a fare le categorie con il Bibione Calcio, noi crediamo nei giovani e quindi è chiaro che fa parte nel DNA della società. Alessandro Colla comunque ha un bagaglio di esperienza non indifferente a livello di settore giovanile e noi abbiamo visto in lui la persona giusta per poter far crescere i giovani e far capire ai nostri, tra virgolette, vecchi che sono rimasti con noi quest'anno che devono essere loro i primi a far crescere i giovani, perché solo facendo un grande gruppo si riesce a fare grandi risultati. Allora mister, da un campionato vinto con il femminile a una prima esperienza in una prima squadra maschile, una sfida che hai raccolto con grande entusiasmo. Sì, sicuramente, dopo tanti anni di storia giovanile e l'anno scorso calcio femminile che mi hanno dato grosse soddisfazioni, era giusto cambiare, era giusto riempire questo mio bagaglio personale per far sì insomma che io possa insomma intraprendere tutte le esperienze possibili. Abbiamo questa esperienza nuova, importante, con una società insomma che crede anche nel lavoro che sta facendo nel settore giovanile, spero di dare qualcosa anche a loro cercando di tirar su anche più giovani possibili. Senza dimenticare comunque anche la competizione, che avremo un campionato sicuramente difficile e cercare di essere comunque una squadra competitiva per questo campionato di prima categoria. Ecco, pochi inserimenti ma comunque sufficienti per provare a puntare a un piazzamento sicuramente migliore di quello che è stato fatto lo scorso anno. Sì, diciamo che la società ha deciso di dimezzare l'età, essendo una squadra più vecchia l'anno scorso, però senza dimenticare comunque che ha tenuto insomma giocatori di esperienza per ogni reparto, è andata anche sul mercato prendendo anche giocatori attaccanti di qualità. Adesso stiamo vedendo anche per alcune pedine importanti per la fase difensiva. Poi penso insomma che la squadra sia abbastanza pronta per fare questo campionato, per giocarcela bene insomma. Dovessi tu scommettere su un piazzamento del Bibione? Ma come dicevo prima, anche è giusto che le società abbiano degli obiettivi importanti, però già come tutti mi conoscono insomma è giusto partire con i piedi per terra, dopo la strada dirà la sua. Essendo un po' non avendo partecipato tanto a campionati di prima squadra, quindi non so
bene o male quale sia il livello, diciamo così, di preparazione delle altre squadre, però sono fiducioso della società, sono fiducioso dei giocatori, sono fiducioso anche del mio essere. Lavoreremo per giorno e poi vedremo la strada come si evolverà. Sì, l'obiettivo è sicuramente migliorare la stagione scorsa, diciamo che però bisogna volare bassi, intanto puntiamo ai 40 punti della salvezza e poi quello che verrà è sempre positivo. Sicuramente si fa gol ai playoff, questo non bisogna nasconderlo a nessuno, se vengono siamo qua. Sì, infatti lo scorso anno dovevate essere, diciamo, la spina per le altre squadre del campionato. Per una prima parte lo siete stati, poi siete venuti meno alla distanza. Quest'anno dovrà essere la continuità la vostra arma. Sì, l'anno scorso la nostra pecca è stata quella che siamo partiti bene, poi però nei momenti un po' di difficoltà siamo stati forse anche poco gruppo, non si sa, però è stato il nostro problema e non siamo riusciti ad arrivare là davanti, vicino a quelli davanti, perché visto la partenza si sperava di far meglio sinceramente. Magari l'anno scorso ci mancavano un po' la rosa, eravamo un po' ristretti, invece quest'anno ha cercato di portare più giocatori per il mister, per dare una mano a tutti, a noi giocatori e anche al mister per fare la formazione a domenica. Allora, quest'anno la grande famiglia del Bibbione Calcio si arricchisce di un nuovo main sponsor della Volksbank. Siamo con Paolo Marafatto, che è il direttore dello sviluppo mercato. Dunque, come mai questo matrimonio con il Bibbione? Allora, innanzitutto siamo felici di affiancare Bibbione Calcio in questa iniziativa, in questi 3 anni di sponsorizzazione. Abbiamo scelto di unire il nostro nome a quello di un'importante società sportiva perché condividiamo gli obiettivi, condividiamo tutte le attività e l'attenzione che hanno, in particolare anche al settore giovanile, oltre che alla prima squadra che è stata presentata questa sera. Ricordiamo Volksbank che è presente come filiale a Portogruaro. Sì, noi siamo a Portogruaro, però siamo molto attivi in tutta la zona di Bibbione, siamo molto specializzati nell'ambito turismo, in quanto crediamo in questo settore e abbiamo alle spalle delle importanti esperienze maturate sia in Trentino Alto Adige che in altre zone del litorale veneto. Vogliamo portare fortuna a questa squadra, all'avventura di quest'anno, ma anche a questi anni che, come ho visto, avete pianificato in crescita per il prossimo triennio.